Le ipotesi di reato: incendio, crollo e disastro colposo e omicidio colposo. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per la morte di Alina Krenicean e il ferimento dei suoi familiari. L'autopsia sul corpo della mamma 36enne di Sant'Urbano, deceduta domenica mattina nell'esplosione della sua abitazione provocata da una fuga di gas, è stata fissata per il 30 di marzo. La villetta di Via Gorghi è stata sequestrata per poter svolgere ulteriori rilievi tecnici per stabilire la causa dell'esplosione e il conseguente crollo di gran parte dell'abitazione. Le verifiche si concentreranno anche sull'impianto di alimentazione a gas del piano cottura, che secondo i primi accertamenti pare essere il punto da cui si è scatenato il disastro. Alina domenica mattina si era alzata per preparare la colazione, ma quando ha premuto l'interruttore della luce c'è stata l'esplosione. La stanza infatti era satura di gas GPL. Potrebbe esserci stata una perdita nelle tubature che partivano dalla centralina interrata e collegata alla rete che alimentava l'impianto del gas. Gli allacciamenti vengono sempre verificati al momento di dare l'agibilità nelle case, un controllo che viene effettuato dai vigili del fuoco e successivamente ripetuto periodicamente dalle ditte certificate. La documentazione che riguarda l'impianto però è andata bruciata nel rogo e quindi sarà difficile ricostruire la manutenzione della centralina. Intanto c'è un'intera comunità che si sta mobilitando per aiutare il marito della 36enne, Michelangelo Negrello, e i suoi bambini di 9 e 3 anni. Negli occhi ancora le immagini del fuoco e della loro mamma, Alina, che non c'è più. In pochi minuti un'esplosione ha cancellato la loro felicità e la loro casa. La Proloco di Sant'Urbano, insieme all'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense e il Polo dell'Infanzia e tutte le associazioni del territorio, hanno attivato una raccolta di beni di prima necessità e di contributi economici. I bambini hanno bisogno di scarpe e vestiti, così come il padre, perché hanno perso tutto nel rogo che ha distrutto la loro bella casa. Gli estremi bancari e l'elenco degli indumenti necessari sono stati pubblicati nel sito della Proloco di Sant'Urbano.